la parte dell'osteocondrale prepotentemente si è imposta. La rigenerazione del comparto osteocartilagineo è un aspetto non soltanto importante dal punto di vista scientifico, sono il meno titolato in questa sala a parlare, l'osso alcuni dicono rigenera da solo, beh insomma, voler rigenerare l'osso in modo proprio, quindi anche con una vascolarizzazione e consentire di svolgere tutte le funzioni che un osso sa fare è cosa ben diversa, mentre la cartilagine è ancora più complicata. E oggi con l'invecchiamento della popolazione i principali problemi sono a livello cartilagineo, allora pensare all'intero comparto osteocartilagineo ha un senso importante sia dal punto di vista scientifico che dell'impatto sociale che questa terapia ha sul territorio. E quindi quest'altro approccio del settore osteocartilagineo, dicevo, si è imposto in modo forte e ha un suo filone ormai ben sviluppato nel progetto. La formazione è forse l'aspetto più importante di questo progetto, la formazione di figure professionali molto ben diciamo, strutturate su questi argomenti, anche con una prospettiva nuova che è quella della terza missione, cioè creare valore dalla ricerca. Essere non bravi soltanto a trasformare il denaro in ricerca, ma anche la ricerca in denaro. E parlare di denaro in università può sembrare singolare, fino a qualche anno fa poteva sembrare anche oltraggioso, ma noi oggi abbiamo imparato che in questo periodo è importante anche concentrarsi sulla terza missione e si può fare ricerca di altissimo livello